siamo entrati nel pieno dell'incontro di facciamo quasi un passo avanti, anzi, come dicevo prima, un passo indietro. Vorremmo introdurre il prossimo intervento di Renato Solo con un breve video, sono 5 minuti, spero si senta bene, abbiamo delle casse un po' poco potenti, però siamo in aperta campagna, c'è silenzio, speriamo che poi la capoeira adesso facciano un po' di pausa. Come vi dicevo, non si sente se parlo da qua, che dico? 5 minuti di un documentario che è interessantissimo, come dicevo prima, sulla 7 l'abbiamo fatto nel 2009, quindi torniamo indietro di ormai 6 anni. Che tutto quello che diceva adesso Domenico, noi abbiamo visto una stagione in cui il paesaggio l'abbiamo messo al centro di un sistema di pianificazione, un sistema di regole. Come dicevo, nel 2009 siamo nati, dopo l'esperienza di Renato Solo, che aveva avuto nel piano paesaggistico regionale uno dei fondamenti di cui parleremo dopo, anzi cui chiedo poi Renato di ricordare quelli che erano i valori fondanti che hanno portato a scegliere di partire da questo punto per il rilancio del sud della Sardegna. Sono andati al voto. Siccome siamo un laboratorio politico, è importante rendersi conto di quello che è successo in quel voto. E questo è un documentario che vi invito a rivedere, si chiama Il Regno delle Due Sardegne, è andato sulla 7, lo trovate su internet. E qua racconta la campagna elettorale di Cappellaccio e Renato Solo. Qua partiamo con Cappellaccio e poi dopo c'è un breve video di alcuni pastori di Silanius che raccontano la loro esperienza. Dai, vediamo. L'ambiente, perché non ci può essere turismo, non ci può essere futuro se l'ambiente non viene tutelato intelligentemente. E non le colate di cemento, potenziare i paesi. Ma come si può pensare che c'è qualcuno che non vuole fare? Stia tranquillo, incominci a preparare il cemento in mattone. È iniziato il discorso con questo agricoltore che diceva, lo riporti a un ettaro, che si faceva riferimento alle norme sull'agro, nel piano paesaggistico. Sì, lo riporteremo a un ettaro, prepari la cazione del cemento, la risposta di Cappellaccio, che parla di sostenibilità. Quindi le domande per Renato, primo torniamo al 2014 e l'altro arriviamo a 11 anni dopo, il mondo è cambiato completamente, è ancora attuale parlare di paesaggio oggi come modello, metterlo al centro del modello di sviluppo della Sardegna. Queste sono un po' le due domande. Ci sono anche queste... Vi siete dimenticati di ricordarmi stamattina che c'era questo incontro. Mi avete chiamato mezz'ora fa che ero a San Lull, fortunatamente. E mi fai vedere una roba di questo genere. Siete matti. Siccome ho fatto il ginnasio, mi ricordo Didone che dice a Enea che dice a Didone, se vuoi regina che io rinnovi un passato dolore, perché per me è stato un dolore forte. È stato un lutto, è durato qualche anno, da cui forse ne sono uscito solo negli ultimi tempi. È durato qualche anno perché non potevo crederci di aver... Poi avete fatto vedere che diceva in un secondo tutto e il contrario di tutto. Berlusconi gli diceva adesso parla Ugo, ma fra 20 secondi dobbiamo andare a pranzo. Lui aveva parlato un'ora e mezza nella sua campagna. Cioè, poi naturalmente aveva anche lui i suoi meriti, le sue capacità, il padre di famiglia, sa un sacco di cose, però si presentò alla Sardegna effettivamente come un po' un bamboccione. Eppure la Sardegna scelse lui. Ora a me mi dispiace che tu voglia far vedere questo film per dire ecco cosa può essere un disastro politico, la campagna elettorale è anche bella, animata, appassionata, in realtà non può portare a nulla, può perdersi. In effetti è così, è stato così. Però conviene continuare a fare campagne appassionate. È perdere appassionatamente che vincere cinicamente. Perché anche quando si vince cinicamente non si costruisce nulla, quando si perde appassionatamente sembra che hai perso e invece c'è un seme sottoterra che rispunta. E io credo che da quella sconfitta lì alla fine è maturata
molta consapevolezza politica in Sardegna e continuo ogni tanto a vederne i segni, anche quando non si capisce più da dove sono nato. Io molto spesso riconosco le parole, riconosco le storie, riconosco le rappresentazioni, ma molto più di quanto non so. Circa il paesaggio. In effetti nel 2002, nel 2003 io ero una persona abbastanza conosciuta in Sardegna, molti di voi se lo ricorderanno. Ero conosciuto per un lavoro che andava anche molto bene, e non avevo nulla a che fare con la politica. Allora era una specie di immaginetta, per cui ero un santino per tutti quanti, andavo bene per tutti. Se non fosse che un giorno mi invita Mauro Pili a partecipare a un convegno, c'era Mauro Pili e la Spisa. Mauro Pili era presidente della regione, un convegno nel ghetto degli ebrei, in cui parlavano di paesaggio archeologico e la borsa dell'archeologia, mi pare che si chiamasse, del turismo, la borsa del turismo archeologico, in cui tu potevi comprare il nome di un luogo archeologico, che l'avevo fatto anch'io, per dire la verità, forse mi invitavano per quello, e sfruttare economicamente un luogo. Questi qui, forse per trattarmi bene, dicevano quanto bene avessi fatto a prendere il nome di un luogo archeologico, quanto fosse meritorio, quanto fosse illuminata questa cosa, eccetera, eccetera. E come bisognasse portare avanti opere di valorizzazione del paesaggio. Io ho provato a capovolgere la cosa dicendo che ero naturalmente grato io a Colagrotta per avermi consegnato quel nome e soprattutto quell'archetipo, il mito che ci stava dietro quel nome. Il mito ha descritto Sergio Azzeghi, il luogo del silenzio, il contrario della comunicazione. Con questo nome Tisca, lui lo scrive come un verso un po' gutturale di 3 versi, 3 sillabe. Insomma, sentivo una grande riconoscenza per quella storia, quindi non aver fatto niente di buono io, ma di aver utilizzato il tanto che era stato fatto prima di me. E sulla valorizzazione dicevo, non tocchiamo nulla, lasciamo stare le cose come stanno. La Sardegna ha un grandissimo valore e i valori che gli riconoscevo erano, forse ero un po' stressato all'epoca, anche più di adesso. Quindi i valori che gli riconoscevo erano i vuoti, il buio, il silenzio. Per la prima volta mi era venuto di dire questa cosa, che c'erano questi valori che sembrano così scontati, ma scontati non sono, quelli del silenzio, del buio, poter percepire il giorno e la notte in maniera così diversa, poter percepire le stelle, poter percepire i vuoti e quindi il paesaggio naturale a perdita d'occhio. E ricordavo di una donna che in Gallura aveva una proprietà importante di 150-200 ettari a Santa Teresa, non Santa Teresa, l'altra Palau Santa Teresa, in un posto bellissimo davanti all'isola di Spargi, e alla fine era l'unico posto che si era salvato perché c'era uno stazio e aveva lasciato uno stazio, non è stato semplicemente un metro cubo, e c'era un'isola di 150 metri di paesaggio naturale davanti all'isola di Spargi e di Spargiotto che gli sta a fianco, vicino al paradiso dei surfisti, eccetera, eccetera. Porto Porto. Quella fu la mia prima uscita politica. Si arrabbiarono tutti, eccetera, eccetera. Poi a San Luri, dove io abitavo, volevano realizzare un parco eolico. C'erano già installate tutte le centraline di misura del vento, c'era qualcuno che iniziava a vendere i cucuzzoli delle colline da San Luri e Villanova Forro a 20.000 euro l'uno, eravamo già in euro, 20.000, 15.000, 30.000 euro, e stavano vendendo questi punti così importanti. E io partecipai ad un'assemblea pubblica e dissi ai miei amati concittadini, ma siamo matti, questi qui massacrano il luogo in cui siamo vissuti,
massacrano il nostro paesaggio, massacrano il nostro paese, massacrano ogni senso di continuare a vivere in un paese, perché se in un paese non c'è nemmeno la bellezza, la percezione proprio di vivere in armonia con la natura, non ci rimane più niente. E in effetti, nonostante qualcuno avesse già incassato i soldi, quel progetto venne bloccato. Purtroppo sta rispuntando in queste settimane, magari con un morbo meno forte, delle pale alte 120 metri, che sono quelle a 3 megawatt, però con un morbillo altrettanto devastante di palette che comunque sono alte 80 metri, 60 metri al mozzo, poi 80 metri in cima, e producono, anziché 3 megawatt, ne producono 60 kilowatt. Pochissimo, perché è il trucco per poter essere allacciati alla rete e prendere 0,28 centesimi, 0,28 euro a kilowattora. Vabbè, quindi io ho iniziato a occuparmi di paesaggio casualmente prima della politica, e quando qualcuno venne a chiedermi: ma perché non ti candidi a presidente della regione? Io che non ero stato nemmeno mai consigliere comunale e ho resistito abbastanza, alla fine mi sono convinto a fare quel passo e a lasciare la società nel dicembre del 2003, proprio perché avevo l'angoscia che il paesaggio della Sardegna sarebbe stato stravolto, distrutto nel volgere di pochi anni, e che mentre passavo il tempo a lamentarmi non mi sarei mai più potuto lamentare. Diceva, non mi potrò mai più lamentare, succederà e non potrò dire nulla, perché magari avevo l'opportunità di fare qualcosa e non l'ho voluto fare. All'epoca dicevo che bastavano 300 milioni di euro, che sono tanti, ma non sono nemmeno un'enormità, 300 milioni di euro per comprarsi tutte le coste della Sardegna. In effetti era così, c'era questo era in vendita, quell'altro pezzo era in vendita, quell'altro pezzo era in vendita, potevi occupare di fatto tutte le coste della Sardegna con una spesa di quel genere e finire di costruire più o meno i luoghi più belli che erano ancora a disposizione, dove potevano costruirsi, che so, tutta Scivo, che oggi non vale niente perché non si può costruire nulla, era in vendita per pochi soldi, ma si potevano costruire con un po' di soldi, si potevano costruire 80.000 metri cubi. Lontananza, che sapete poi che fine ha fatto, se ne potevano costruire 100.000, a Villa Simius c'erano ancora centinaia di migliaia di metri cubi, c'erano metri cubi a Cala Domestica, c'erano metri cubi, non c'era un luogo della Sardegna dove non ci fossero metri cubi. Io ero totalmente convinto che il valore della Sardegna stesse più nei metri cubi non costruiti che nei metri cubi non realizzati, e avevo sempre quella visione. Ma se oggi in Sardegna non ci fosse neanche una seconda casa, la Sardegna sarebbe più ricca o più povera? Io penso che sarebbe un fatto di straordinaria importanza mondiale, planetaria, no? Un'isola in mezzo al Mediterraneo, 2 ore, 1 ora, 3 ore da ogni luogo, con una natura così incantata e intatta al giorno d'oggi. Quindi ero totalmente convinto che il valore fosse nel non fare altro, non nell'aggiungere il secondo permodello. Poi i più giovani non ricorderanno che la Sardegna ha una storia comunque di protezione del paesaggio. C'è stato un assessore che fece buttare giù una casa del ministro di carica, si chiamava Cocodil Rosso, perché aveva i capelli rossi. Fece buttare giù la casa di un ministro in carica, buttò giù i casotti abusivi del poeta, che possono sembrare belli nelle cartoline di tanti anni fa, ma belli non erano. Buttò giù anche le capanne di Falasco di San Giovanni di Sinise, forse lì esagerò, però a seguito della legge Galassi fece il primo, li chiamavano piani territoriali paesistici, e cioè una normazione di livello superiore che cercava di porre un freno al consumo della fascia costiera. Misero il limite dei 300 metri oltre il quale non si poteva andare, per cui il mito dei 300 metri insuperabili noi in Sardegna ce l'abbiamo da tanto tempo. Quei piani vennero fatti parecchio male, in realtà erano un collage di tanti incarichi dati a tanti studi professionali diversi, per cui quei piani non si parlavano l'uno con l'altro, e magari c'era un piano di una zona piuttosto rigido, conservativo, avanzato, e il piano di un'altra zona invece piuttosto permissivo, eccetera. E accadde che
seguito di un ricorso di un'associazione di cittadini che era scontenta su un ambito in cui c'era poca rigidità e poca conservazione, il Consiglio di Stato li fece decadere tutti. Per cui ci trovammo senza protezione di livello alto delle coste della Sardegna e con il raddoppio di tutte le cubature esistenti. Per cui a Olbia c'era un caos, tutte le lottizzazioni esistenti potevano avere una cubatura raddoppiata, quindi eliminando quel dimezzamento che era nato generalizzato, che era nato con i piani paesaggistici. Quindi nella campagna elettorale che facemmo nel 2004 noi dicevamo tante cose sull'identità, sulle servitù militari, sul valore della differenza, della diversità e sulla necessità di porre freno al consumo della terra in Sardegna e della fascia costiera in particolare. Quindi avevamo promesso che avremmo rifatto i piani paesaggistici, l'abbiamo promesso in campagna elettorale, siamo stati, la giunta forse si è insediata, non ricordo, a giugno, luglio, e ad agosto abbiamo preso un provvedimento che ha bloccato il rilascio di nuove concessioni edilizie sulla fascia costiera, su una fascia di 2 km, non di 300 metri, fino a nuovo ordine, utilizzando una norma che c'è nella nostra legge urbanistica che permette per 3 mesi, per motivi eccezionali, di fare una cosa di questo genere in certe aree. E noi abbiamo detto, sai che c'è? Tutta la fascia costiera. Eravamo più giovani, ingenui, forse anche velleitari, perché comunque era una cosa enorme, oggi forse non lo rifarei, era una cosa un pochino folle, dire che in tutta la costa della Sardegna non si possono dare più concessioni edilizie. Però venne fatto, e resistette. E poi ce l'avevamo dati i mesi successivi, pochi mesi successivi, per votare una legge che ci desse il tempo invece per studiare tutta la fascia costiera, tutta la Sardegna e fare una norma più di dettaglio. Nacque così quindi la legge, che non mi ricordo che numero ha, che ha dato alla Giunta regionale 18 mesi di tempo per fare il piano paesaggistico regionale. Questa venne approvata entro i 3 mesi, quindi ai primi di dicembre, se non sbaglio, a novembre, e avevamo 18 mesi di tempo poi per fare il piano paesaggistico e decidemmo di farlo dentro, negli nostri uffici, non di darlo fuori. Chiamammo un po' di gente importante da tutta Italia, dalle università sarde, si costituì un team, venne fatto un enorme lavoro, è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato che non era mai stato fatto uno studio così dettagliato di tutti gli aspetti di un territorio, gli aspetti geografici, geologici, pedologici, forestali, culturali, archeologici, idrologici, idraulici. Mi pare ci fossero circa 12-14 categorie di tavole e di analisi. E a seguito di tutto questo, per ogni territorio dovevamo decidere il tipo di tutela. Lo facevamo, è stato il primo, forse è ancora il primo, no, forse è ancora l'unico, nel senso che poi hanno usato degli strumenti diversi. In attuazione della legge urbana, il piano paesaggistico regionale, in attuazione appunto del appena approvato codice urbano, sui beni culturali, che per la prima volta riconosceva come bene culturale anche il bene paesaggistico e differenziava tra tutela e valorizzazione, diceva che la tutela non è la valorizzazione è un'altra cosa, che la tutela è importante. Quindi facciamo tutto questo lavoro e poi c'era da prendere le decisioni politiche e allora si iniziò, beh, che facciamo? Qui cancelliamo, basta, ce ne sono già tanti di villaggi, qui ce ne tanti, qui ce ne sono già tanti. Alla fine la decisione fu che si erano consumati 1000 km di territorio, di fascia costiera in Sardegna. Ce ne sono circa 1000 km non consumati. Sembrava bene dire, ma questi 1000 lasciamoli così. Quello che non è stato consumato, l'intonso lo restituiamo alle generazioni future. Non è che blocchiamo l'attività edilizia si dovrà concentrare nel recuperare, nel ricostruire, nel riutilizzare, nel migliorare
quei 1000 chilometri di coste che abbiamo utilizzato. Questo alla fine è stato il piano paesaggistico. Poi invitava i comuni della Sardegna finalmente ad adoperarsi per fare i piani urbanistici comunali, sapendo che c'è una grande opera immateriale necessaria che si chiamano le regole. Senza le regole non si va molto avanti e quindi ci sono delle norme di transitorie, di salvaguardia, un po' complicate forse, ma erano necessarie. E poi, appena approvato il piano urbanistico comunale, il PPR smette di funzionare in quel territorio perché si accontenta che il PUC si rispetti lui le norme di ordine più alto del PPR. È arrivato quel signore e diceva: preparate il cemento, preparate la cazzuola, preparate i mattoni. E diceva ai sindaci: non spendete soldi nel fare i PUC e tantomeno adeguare i PUC al PPR, tanto il PPR lo cancelliamo. Se non che questo benedetto PPR ha avuto 1100 ricorsi e li ha vinti tutti tranne uno, su un dettaglio sulle zone agricole, dove noi abbiamo cercato di portare il lotto unico a 10 ettari, non a 1 ettaro come diceva lei, pensando proprio al valore del consumo del suolo, di cui poi dopo se ne sono occupati tanto, il Napolitano. Il PPR della Sardegna ha avuto circa 1100 ricorsi tra TAR e Consiglio di Stato e ha resistito a tutta quella roba lì. Ha resistito ai piani casa, ha resistito a qualunque cosa. È ancora lì, il PPR è lì. Le stesse condizioni con cui l'abbiamo approvata l'abbiamo lasciata. Magari hanno provato qualche dettaglio, un po' di case in centro storico, un po' di case in zona attiva, nel suo nucleo essenziale, che è l'intonso della fascia costiera, è inutilizzabile per l'edificazione, per lì è rimasto. Nella sua tratto essenziale, che ogni paese ha un suo centro storico e sono meritevoli di tutela non solo il centro storico di Firenze, ma anche quello di San Lu, che rappresenta comunque una comunità forse più povera, che ha costruito meno arte ma ha lasciato un segno, e anche quella è meritevole di tutela. E quindi nel centro storico si costruisce con l'approvazione di un piano particolareggiato del centro storico, altrimenti bisogna adattarsi a fare altro. Quel piano paesaggistico regionale è ancora in vigore. È stato attaccato dal centro-sinistra, ve lo devo dire, perché comunque rimane una centro-sinistra che ha un'idea diversa di sviluppo. E fortunatamente l'abbiamo difeso anche in questa tornata. Nei dettagli, perché l'avrebbero potuto solamente toccare nei dettagli e avrebbero potuto solamente aggiungere casino, perché bisogna che una volta per tutte il Consiglio regionale capisca che non può cambiare il PPR senza la condivisione del Ministero dei Beni Culturali, perché il PPR è in attuazione a una legge di, come si chiama, riforma generale, economica generale, quindi di livello superiore rispetto alle leggi che possiamo approvare noi in Sardegna. L'abbiamo fatto anche perché dietro aveva un modello di sviluppo della Sardegna, immaginava un modello di sviluppo della Sardegna diverso. E qui finisco, 2 minuti e finisco, perché penso che abbia ancora un senso oggi. È evidente che il modello di sviluppo nel 2003 in Sardegna era: della scuola non ne parlava nessuno, dell'innovazione tanto meno, del fatto che anche con la gestione integrata dei rifiuti si potesse estrarre, creare posti di lavoro, oltre che migliorare l'ambiente e magari costare di meno questa gestione ai nostri cittadini, del fatto che il lavoro, l'occupazione buona oggi più che mai nasca dal sapere, dalla conoscenza, dalla creatività, dal sapere di ogni tipo, artistico, letterario, tecnico. Questo qui non lo diceva nessuno, ma era evidente. Sembrava che l'unico modo per campare fosse di continuare a consumare il territorio. Più metri cubi c'erano e più si era ricchi, più aria erano edificabili e più tutti stavamo bene. L'idea che attorno all'edilizia ci fosse una riserva inesauribile di posti di lavoro. Poi è successo che le case in d'estate non le vuole più nessuno, neanche gratis.
Quanti di voi capita di andare al mare d'estate e vedere che la casa del vicino è vuota, persino ad agosto? Perché sono cambiati i modelli delle vacanze, perché sono cambiate le abitudini, non ci sono più le famiglie come un tempo dove la moglie non lavorava, il marito viaggiava e si trasferivano lì e stavano 3 mesi nello stesso posto. Non esiste più. E se uno vuole fare un po' di vacanza non prende la casa in affitto per un mese, si trasferisce lì con le pentole, con la bombola, no, non fa più tutto questo. E quindi abbiamo un patrimonio di seconde case sulla fascia costiera che serve pochissimo. E se fossero bastate le seconde case per essere più ricchi, noi saremmo la regione più ricca d'Italia. Ma non è così. E quindi è evidente che il modello di sviluppo andava ripensato, andava proprio ribaltato. E il piano paesaggistico regionale era il perno e rimane il perno di un modello di sviluppo diverso per la Sardegna. Lo era allora, lo è ancora oggi, di più. Oggi lo è di più, perché lo capiamo che i segnali del pianeta sono chiari, no? Sui cambiamenti climatici, il tema della cattura del CO2, il tema del valore della terra, il tema della sovranità alimentare, il tema della qualità dell'acqua, della gestione dei rifiuti, sono fondamentali. E lo vediamo, che oggi il lavoro lo perde chi non sa nulla e che chi sa poco un lavoro non lo troverà più e chi non sa niente deve stare nei semafori. E che il lavoro lo si trova solamente preparandosi ai lavori di oggi e ai lavori di domani, e che le imprese stanno nascendo con una velocità importante, anche imprese grandi. E allora in quel mondo lì noi possiamo avere un ruolo rispetto che nel passato non avevamo potuto avere, perché il passato era segnato dalle divisioni, non c'erano le tecnologie di oggi, non c'erano le tecnologie dei trasporti di oggi, non c'era la rete di cui voi avete parlato anche oggi. In quel passato noi non ci stavamo benissimo. Nel tempo di oggi noi abbiamo tutto quello che ci serve, compreso quel poco di intelligenza che ciascuno di noi ha nella testa, poco o tanto, perché quando anche poco è tantissimo, ne usiamo una parte modestissima. E quindi in questo modo di oggi dobbiamo necessariamente avere un modello di sviluppo diverso rispetto al passato. Non riconoscerlo è veramente miope e criminale. È il compito della politica aiutare a riconoscerlo e fare in modo che ci sia una condivisione su una visione di futuro diverso, che è quello che fate anche voi.